benvenuti a Basta Parole ma Fatti, è con noi, questa è l'ultima puntata dedicata all'argomento commercio estero con Marino Finozzi, assessore regionale al commercio estero e anche al turismo. E mai come per questa puntata è importante parlare sia di commercio estero che di turismo, perché oggi parliamo di Expo 2015. Expo 2015 che per il Veneto sarà un'ottima e importante opportunità per farsi conoscere. Si sta parlando di circa 20 milioni di visitatori spalmati in 6 mesi, quasi la metà dovrebbero essere dei visitatori che arrivano dall'estero e il Veneto, Venezia in particolare, si propone ad essere porta d'ingresso verso l'Expo dall'Oriente, quindi il mercato russo e cinese si presume possa attraversare il nostro territorio per raggiungere questa importante manifestazione. E noi ci stiamo attrezzando per avere una presenza ovviamente all'interno del padiglione Italia nell'area espositiva Expo, ma anche di un importante lavoro per quanto riguarda il fuorisalone, quello che succederà fuori da quell'area. Ricordo che il tema generale dell'Expo è l'ambiente, l'acqua e l'alimentazione, quindi elementi dove Venezia insomma ha molte cose da dire. Infatti sia a Venezia che in altre città si stanno già organizzando dei momenti importanti collegati a quell'evento. E noi speriamo anche di essere, come dire, area dove i visitatori possono trovare ospitalità, perché siamo insomma un paio di ore di macchina, un paio di ore di treno dalla fiera e dall'esposizione mondiale. Quindi per noi sarà un'occasione per farsi conoscere, ma anche per portare il nostro territorio all'attenzione di tutti questi visitatori. Sì, ecco, diciamo che i turisti da catturare in giro nel pianeta ce ne sono davvero tanti e ne arrivano pochi rispetto a quelli che arrivano in altri paesi come la Spagna, come l'Inghilterra, in Italia, vero? Beh, c'è anche un problema di visti. È un grossissimo problema nelle nostre ambasciate che sono molto lente e farraginose nel rilasciare i visti. Siccome dicevo, le nostre aree di maggiore interesse, la Russia e la Cina, sono tutti e due paesi che hanno bisogno di un visto d'ingresso per arrivare in Italia. Io mi sto prodigando perché entro il 2015 si possa parlare di visto europeo, quindi qualsiasi visitatore, qualsiasi turista che vuole visitare l'Italia può farsi dare un permesso d'ingresso anche da un'ambasciata che non sia quella italiana, ma comunque tra tutti quei paesi che fanno parte dell'Europa. Quindi io spero che entro quella data ci sia una soluzione, altrimenti andremo a ridurre del 10% la possibilità di avere turisti e visitatori che arrivano da quelle aree sul nostro territorio. Certo, non è facile però distinguere perché in effetti proprio da quelle aree arrivano anche c'è anche molta immigrazione clandestina e quindi i visti potrebbero dare... Tanto poi ti arrivano lo stesso, quindi non è la velocità con cui si rilascia un visto lo strumento per arginare l'immigrazione clandestina. Vediamo insomma in questi giorni arrivano da tutte le parti e sicuramente non arrivano attraverso l'aereo o i mezzi tradizionali. Quindi è solo un palliativo quello del dire che è un argine per il fenomeno di immigrazione clandestina, ma anzi blocchiamo un'importante attività economica, quella della presenza di stranieri turisti sul nostro territorio che portano risorse fresche, che portano denaro che rimane sul territorio. Benissimo, grazie Marino Finozzi per essere stato con noi in queste 10 puntate. Abbiamo cercato di approfondire un pochino tutti gli aspetti del commercio estero e del turismo. Speriamo che così siamo stati utili, siamo stati di stimolo e interessanti. Grazie a tutti voi e grazie Marino Finozzi. Grazie a voi e a presto. Buon proseguimento.